Si aggirava assieme ad un connazionale l'ultimo giorno di Carnevale, martedì grasso, con una piazza San Marco invasa da migliaia di turisti in maschera. Quale miglior situazione potersi mescolare tra la folla di ignari turisti e magari spacciare qualche dose di cocaina. Il 24enne albanese non ha fatto però i conti con il rafforzato servizio di prevenzione e controllo disposto dal questore proprio in occasione del Carnevale. Ed è così che l'irrequietezza, il timore di essere stato scoperto e il tentativo di fuga non gli hanno lasciato scampo. Si muoveva per piazza San Marco con un coltello da lama di 12 cm, 12 bustine di cocaina in tasca, più di 3.000 euro in contanti in biglietti da vario taglio. A seguire gli agenti di polizia con i militari della Guardia di Finanza hanno proceduto alla perquisizione dell'abitazione al Lido, dove è stata ritrovata una pistola, il cui furto era stato denunciato a febbraio, oltre alle munizioni. Particolare sorpresa poi è stato il ritrovamento di un dipinto di dubbia provenienza, forse trafugato in qualche monastero. È un quadro della fine dell'Ottocento, probabilmente di scuola meridionale, ma adesso stiamo verificando. Non ci sono elementi che possano in qualche modo direttamente o indirettamente farci individuare il proprietario del quadro. Il 24enne è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione per l'arma e il quadro ritrovati, oltre ad essere stato denunciato per il possesso del coltello, sequestrato lo stupefacente. L'albanese è stato associato alla casa circondariale di Venezia.